Benvenuti a MaestreChef, il programma di cucina maestrina. Io sono chef Vianeo da Mestre, autore di numerosi libri per neofiti e fornelli, come ad esempio Ordinare una pizza, no? Oppure Kebab, che noia. O l'ultimo uscito, che si intitola Se devo mangiare a domare, che entri il prossimo concorrente, che se non mi sbaglio dovrebbe essere la signora Luisa. Buonasera chef. Sì, salve. No, non sono la signora Luisa, sono il marito, perché mia moglie è ammalata e allora sono venuto io, ha la febbre. Ah, è alta? No, è 1,60, però comunque è ammalata, ha la febbre. Ascolta, ma fermo il battue o ti sei molto onde tuo? Cioè, No. dai, forza signora Marisa, mi dica che cosa ha preparato. No, mia moglie si chiama Luisa, però io sono il marito e ho preparato un piatto estivo che mi ha consigliato mia moglie. Sì. Sono mezze maniche al sugo. Certo, piatto estivo perché se è caldo, no, le mezze maniche, sì. brava. E secondo cosa abbiamo fatto? Uova in camicia. Ecco, certo. Secondo me ti sei anche avanti col contorno. Zucca ripiena di stronzare. Dai, vai, forza. Ah, Simone, ti sei pratico del popcorn? Sì. E ora scioppa, pum, scioppa, dai. Comunque, signora Luisa, a me pareva un uomo, comunque, vabbè. Buonasera a tutti, disperate e disperati all'ascolto, bentornati a Call Center Cortesia, il programma che dà retta a tutte le vostre rogne. Sono Ines Cantamburlo qui per ascoltarvi. Chi c'è in linea stasera? Pronto? Sì, buonasera, mi chiamo Campagnaro, sono io. Buonasera, sì, sei tu Campagnaro, dici tutto. Niente, volevo portare i saluti di mia moglie che non può portarveli lei in quanto che è recentemente prematuramente scomparsa. Ostrega, Maria Vergine, mi Ma dispiace. era una sua grande fan, Mi dispiace signor Campagnaro e le sono vicino in questo momento. È una scomparsa prematura che Maria. ancora non riesco a farmi a passare. E quanti anni avevi a ciò? 103. 103 anni avevi. Mi scusi se mi viene da sorridere, ma puoi anche capitare a 103 anni, No, sai? non ci aspettava nessuno, se quello è il misfatto. Ho capito come è successo. Mi ha agaffato un incidente in scooter 40. In scooter, scusami, a 103 anni dove andavi in scooter? Andava a roda alta, faceva everything, Certo. l'unico non sa fare everything con il motorino, meteoso, niente. Ma sta attento, purtroppo. e dove è successo? È successo vicino a casa mia, che è quella curva brutta, pericolosa, e è famosa che si chiama la curva della pulitura. Perché che c'è una pulitura? Che era una pulitura, adesso non è più. Non che c'è più a pulitura adesso. No, è una pulitura che ha chiuso perché è una curva che rubava via il lavoro. Cioè, e a curva che rubava al lavoro a pulitura, non te capisco. Diciamo che tanti che assava e trasse in curva invece che in pulitura.